Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Cominciamo la riunione con i cavalli di 3 anni sul doppio chilometro. Sono in 10 al via dopo il ritiro del numero 9. 1 Cashmere Sea Marco Stefani, 2 Capuzzi Roberto Faticoni, 3 Red Mile Vania Francesco Pettinari, 4 Cantastorie per Lorenzo Baldi, 5 Caribi Risaya TRGF Nicola Salacone, 6 Corsara Gaps Vincenzo Piscoglio. Seconda fila 7 Circe del Ronco, Edoardo Locisano, 8 Coveri della Cava, Gennaro Casolari, 10 Chopper Dipa, Gennaro Mitrano, 11 Coralla Pel, Roberto Vecchione. Stacco naturalmente sulla retta di là. Partiti. Vediamo il numero 2 di Capuzzi con Roberto Faticoni che prende il comando davanti a Cashmere Sea. Poi di fuori avanza Cantastorie Pell che si trascina Corsara Gaps, 200 metri in 15,2. Siamo al primo passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Capuzzi, questo figlio di Ruti Griff, con Roberto Faticoni. All'esterno è Cantastorie Pell, a cui schiena viene presa da Corsara Gaps. All'esterno anche il Red Mile Vania, lo svedese. Tanto 400 in 32, posizione ormai assestate con seconda la corda Cashmere Sea. A precedere Circe del Ronco, 600 metri che vanno via in 46 appena abbondanti. Retta di là, sempre Roberto Faticoni e Capuzzi che conducono. C'è lo scatto in terza ruota di Red Mile Vania, la svedese, che avanza e sorpassa il compagno d'allenamento Cantastorie Pell. Intanto il giro va via in 1-1-3 con Red Mile Vania che va a contatto del battistrada, sempre Cashmere Sea in seconda posizione. Lascia la corda Circe del Ronco, va a fare la seconda pariglia. Intanto va via il primo chilometro in 1,17 secco. Secondo passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Capuzzi. Poi la pariglia formata da Cashmere Sea e Red Mile Vania. Poi Circe del Ronco, si è creato un gap, ora cerca di avanzare anche Coralla Pel con Roberto Vecchione, ma è ancora un po' indietro. 15-1 qui davanti alle tribune. Cavalli sulla penultima curva, un quartetto all'avanguardia con Capuzzi e Red Mile Vania affiancati, poi Cashmere Sea e Circe del Ronco. Coralla Pel cerca di avvicinarsi, frazione della curva in 15-7, sono tutti un po' stanchi, ma Capuzzi ancora saldo battistrada. Cede Cashmere Sea che era seconda alla corda. Red Mile Vania ora dà un severo attacco al battistrada. Siamo a poco più di 400 metri dalla conclusione. Si prepara anche Circe del Ronco mentre fatica ad avanzare Coralla Pel che ora passa quarta. Cavalli a 300 metri dalla conclusione con Circe del Ronco che attacca in terza ruota. Capuzzi cerca ancora di difendersi. Red Mile Vania è fra i due. Ultima curva passata in 15-3. 3 cavalli a ventaglio in retta d'arrivo con Capuzzi che cerca di rientrare all'avversario, poi al largo di tutti Circe del Ronco, arriva un po' lento con Capuzzi che cerca di difendersi. Red Mile Vania ci prova e sul paro Red Mile Vania alla fine alla meglio su Capuzzi e Circe del Ronco. 1,17,8 la media sul doppio chilometro per questo figlio di Muscle Massive Box of Dream di nazionalità svedese, alla prima vittoria in carriera dopo 2 rotture. Francesco Pettinari alla guida, Lorenzo Baldi al training per i colori della signora Rina Rechila. Dopo percorso esterno viene a battere un comunque valido Capuzzi, al terzo Circe del Ronco.